Schiacciato dalle ruote del camion che stava riparando. Orribile fine questo pomeriggio intorno alle 15:30 a San Michele di Piave per un elettrauto di 42 anni, Paolo Zannella, sposato e padre di 2 figli. La tragedia nell'officina di via Caliselle che Paolo gestiva insieme al fratello Lucio. La marcia del camion era inserita, il giovane meccanico avrebbe per sbaglio collegato dei cavi elettrici che hanno messo in moto il mezzo ed è rimasto travolto, morendo sul colpo, come ha raccontato poco dopo il tragico incidente il proprietario del camion stesso. Perché lui ha riparato il cavo che era rotto e quando lo ha attaccato al motore, il motore è partito perché si vede che ha sbagliato appunto, ha sbagliato il posto dove mettere il cavo. Il motore è partito con la marcia dentro e è andato avanti, lui era sotto, perciò si è trovato sotto le ruote. Il camion ha terminato poi la sua corsa contro questa auto. Inutile ogni tentativo di soccorso del ferito. Paolo Zannella è morto per le gravissime lesioni alla testa riportate. L'ambulanza se n'è andata in silenzio, lasciando il corpo del 42enne sul posto. Intorno a lui la disperazione dei familiari. Perché non è toccato a me? Continuava a ripetere il padre. L'esatta dinamica dell'infortunio sul lavoro sarà ora ricostruita dai carabinieri e dagli ispettori dello Spisal, che dovranno verificare eventuali responsabilità di terzi. Zannella lascia la moglie Roberta e 2 bimbi di 7 e 12 anni.